Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo evento. Mi chiamo Kadiatou Diallo. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare il Comune di Castelbelforte, il sindaco, vice sindaco e tutte le associazioni che ci stanno dietro, Mara Negri, per avermi dato questa occasione di organizzare questo evento. Per me è stato un grandissimo onore nell'ambito della manifestazione Non Solo Fiera Castelbelforte. E il titolo di questo evento è il Water Drum africano, ovvero il calebasse detto in francese e nella mia lingua d'origine si chiama horde. L'obiettivo di questo evento è quello di far esplorare, ai bambini un contesto nuovo, un contesto inclusivo, per conoscere soprattutto il continente africano. E attraverso questo evento faremo delle attività, parleremo dell'origine del Water Drum, parleremo di come viene realizzato e faremo un'attività di gioco che si faceva all'epoca, sempre col Water Drum, in modo che i bambini comunque ricevano queste informazioni in modo attivo e naturale. Queste piccole iniziative sono dovute proprio per creare questo ambiente appunto inclusivo nel contesto educativo e anche per combattere quelli che sono i pregiudizi che attualmente molti ragazzi stanno vivendo nella società odierna. E ovviamente non è sufficiente ritrovarci soltanto in questi contesti facendo delle attività, ma c'è tanto lavoro dietro da fare, da includere anche nell'ambito scolastico. Nella mia religione, ovvero quella islamica, l'Islam insegna proprio il rispetto delle culture, del dialogo e della conoscenza reciproca. Infatti volevo citare questo verso coranico in cui dice che «O uomini, in verità, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e vi abbiamo fatti popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda». Questo significa che comunque siamo nella società odierna, comunque è una società multiculturale, quindi conoscersi, avvicinarsi, avere un dialogo aperto è sempre una grande speranza per i nostri bambini, per i ragazzi, per il futuro dei ragazzi. Ecco, questo è l'obiettivo. Dimenticavo all'inizio che sono una educatrice islamica e perinatale. Negli ultimi anni accompagno genitori, organizzo eventi e partecipo anche a eventi in cui parlo di diversità, appunto, diversità educativa, culturale, religiosa, etnica, di nazionalità diverse, e questo è proprio un obiettivo a cui ci tengo tanto, sempre per avere un ambiente più inclusivo possibile. Origine senegalese, allora anch'io porto la mia piccola partecipazione su questo evento del calabasse. Allora in Senegal, ad esempio, nelle città e villaggi abitati da Fulbe o Fulani, se vogliamo, è una popolazione molto vasta che tradizionalmente allevatori. Questo oggetto che parliamo oggi, cioè il calabasse, viene principalmente utilizzato per la mungitura e il cagliamento del latte. Ci sono tante forme e dimensioni varie. I grandi calabasse, ad esempio, viene utilizzata per pulire il riso o il miglio in cucina, per preparare i famosi tipi di couscous presenti sempre in tavola durante la cena. Qui il calabasse diventa l'elemento o l'utensile indispensabile nella fase di trasformare la farina di qualsiasi cereale in semola. In questi allora, ha la forma anche cilindrico, che si mette il latte per poterlo mescolare, per ottenere la panna o il burro musicale in Africa, che in base serve per base per comporre i diversi melodie, soprattutto nei canti tradizionali fulbe in genere. In particolare è un utensile indispensabile nella cucina e cultura senegalese, che perfino in novelle esposi da noi si consiglia di consumare il primo pasto insieme per augurare un inizio nuovo di una vita prospera. Spero che mi sono fatta spiegare bene, magari se ci sono le domande sono disponibile. Grazie. Grazie a te per essere venuta. Come avete notato, anche in